A me hanno dato 30 minuti, quindi mettetevi tutti conti. Di solito funziona così, giusto? No, vi porto via proprio 5 minuti, anche perché le diciamo provocazioni positive che ho sentito oggi sono state tantissime. Credo che se potessimo fare una sintesi, un'integrazione di quanto ha detto il comandante della Capitaneria di Porto, che ha centrato il problema di Chioggia, e un po' quello che ha detto il sindaco, avremmo veramente la soluzione a tutti i problemi di questo territorio, perché è verissimo che tu non puoi legare al sindaco di turno le opportunità o alla situazione di turno, le opportunità che un territorio può vivere. Bisogna andare oltre, e per riuscire ad andare oltre ci vuole un gioco di squadra dove la parte economica, turistica, produttiva deve far sentire la propria voce alle istituzioni. Io, guardate, sono d'accordo con il sindaco che bisogna volersi bene. Bisogna volersi bene. Io vengo dalla Bassa Veronese e da quando sono arrivata in regione ho capito che ho tenuto solo la parte veronese, la parte bassa l'ho abolita, perché ogni volta che qualcuno, anche a chi vive in città Verona, mi dice da dove vieni, dalla Bassa Veronese, te vieni dalla zona depressa, via. Quando sono arrivata in regione questa cosa è esplosa, perché comunque Bassa Veronese, Rodigino, Bassa Padovana, la zona depressa, ho abolito la parola bassa, perché bisogna volersi bene. E Chioggia non ha la parola bassa, ma Chioggia deve volersi bene, perché il concetto vale anche per Chioggia. Allora, per volersi bene bisogna capire che cosa si vuole del proprio futuro, che cosa abbiamo come visione, perché sennò passiamo le giornate a fare l'elenco di quello che non si ha, ma nessuno costruisce per cercare di avere qualcosa che magari manca. Mi è piaciuto l'intervento, guardate, sull'accessibilità che oggi non c'è bisogno. Io parlo bene dei sindaci di sinistra, dei sindaci di destra, dei sindaci di centro, basta che amministrino bene. Non faccio una questione politica. Però do merito a Mauro che da quando c'è lui a Chioggia, soprattutto sui problemi di accessibilità a Chioggia, non mi sento più sola. Cioè, nel senso che cominciamo a parlare seriamente di quelle che sono le necessità di Chioggia, quelle che sono possibili, che è possibile realizzare a Chioggia, perché Chioggia ha veramente tante possibilità. Io i miei anni da bambina l'ho sempre detto, me li sono sempre fatti a Sottomarina, per me il mare è quello di Chioggia, è quello di Sottomarina, quindi ho sempre frequentato questi territori e ci sono anche affezionata. Quando magari qualcuno, ne parlavo prima con il consigliere Dolfin, mi mandano dei link per dirmi guarda questa associazione che cosa dice, guarda questo, io i link manco li apro, cioè non li guardo. Ma perché? Perché quando tu hai voglia di avere una strategia, una visione per un territorio, tutti coloro che tirano indietro e tutti coloro che costituiscono un comitato del no, tutti coloro che vogliono distruggere ciò che c'è di positivo, li metti da una parte, non li consideri e vai avanti con tutti coloro che hanno voglia di costruire, perché è solo con un lavoro di squadra tra istituzioni, parti economiche, le imprese del territorio, le associazioni di categoria, che puoi fare la differenza. Oggi abbiamo sentito, insomma, sono d'accordo, Chioggia non è un territorio minore, una destinazione minore, è semplicemente una destinazione che ha dimensioni magari più contenute, è un territorio leggermente più contenuto, però ha grandi potenzialità. Il ponte di Rosolina
non è solo la possibilità di poter implementare anche quel turismo fluviale che spesso non se ne parla ma che fa dei numeri interessanti. A me è capitato di fare qualche gita lungo il Canal Bianco, insomma, con gli operatori del territorio sono uscita in laguna, ho fatto una bella gita anche col Bragozzo Ulisse e mi sono divertita, che ve la raccomando. Allora, queste sono tutte opportunità che devono essere sostenute. Le istituzioni hanno il compito di togliere ciò che limita la possibilità di sviluppo di un territorio. Voi avete problemi di accessibilità stradale, la Romea è il grande tema. Ogni volta che la De Berti va fuori dicendo ragioniamo su una variante alla Romea, io il giorno dopo leggo solo quelli che sono contrari, mai il giorno dopo letto articoli di quelli che sono a favore. La De Berti non può da sola in questo, però abbiamo risolto, perché tutti quelli che sono contrari li sistemiamo in sede e poi adesso è venuto fuori, sostanzialmente inizieremo insomma da luglio a lavorare su una progettualità per la variante di Chioggia. Un altro servizio che ritornerà a Chioggia e che c'è un entusiasmo pazzesco e dovremo essere pronti quel giorno. Qui guardo il sindaco, il treno del mare che parte da Verona, Rovigo e porterà turisti ovviamente. Quindi quando i turisti, adesso non credo che i 200 turisti che arrivano la domenica a voi vi fanno la differenza, però sicuramente è sempre una questione di pubblicità positiva che poi crea una passaparola che è importante, perché non bisogna mai dare per scontato nulla. E insomma, sul lago di Garda hanno sempre dato per scontato che i turisti ci sarebbero sempre stati, poi è arrivata la pandemia e hanno cambiato atteggiamento anche loro, ok? Hanno cominciato a ragionare sul potenziamento di servizi e anche sulla qualità di servizi che cambia, quindi anche i territori più fortunati non devono dare per scontato niente. Io ringrazio chi ha organizzato l'autorità di sistema portuale, ma anche voi che avete organizzato in maniera equilibrata anche questo evento, però avete descritto una strategia e una visione dove la politica, non solo la politica istituzionale, ma anche la politica economica, la politica turistica, tutte le forme di politica che vengono fatte in un territorio devono collaborare. Perché io faccio sempre un esempio, io posso investire i miliardi nell'alta velocità per trasportare le merci con i treni, ma fatta l'infrastruttura, se poi manca la politica, i miliardi li ho investiti per nulla. Con l'ingegner Grosso, perché in regione abbiamo anche degli ingegneri donna brave e l'ingegner Grosso fa veramente la differenza, spesso e volentieri ci guardiamo e diciamo stiamo investendo tanto come regione sulla navigazione interna, tanto, però serve stimolare anche una politica economica che faccia sì che tutti i milioni che la regione sta investendo poi abbiano, non dico un ritorno economico alla regione che non li avranno mai, ma un beneficio almeno a livello di territorio. Nel momento in cui vengono fatti degli investimenti in waterfront, la bellezza. Allora, un po' di soddisfazione, cioè a Venezia non gli danno soddisfazioni, dategli soddisfazioni voi. Almeno, a parte il parcheggio, però bravo tu prima, a parte il parcheggio, però va bene. No, va bene, ma no, il parcheggio se ti tolgono le navi. Però guardate l'atteggiamento, prima ho apprezzato l'atteggiamento del sindaco, perché quando il sindaco ha detto se le navi da crociera caleranno, io mi aspettavo, ero già terrorizzata, che dicesse alzeremo le barricate, non le lasceremo più uscire, cioè che di solito sono abituata che, no, mi dice pensiamo a un piano A, a un piano B, a un piano C, cioè cerchiamo di metterci anche del nostro, non a pretendere, è vero, i pianeti si sono allineati, sono arrivate, bisogna riuscire a mantenerle, quello bisogna della strategia che diceva prima il comandante della capitaneria. Andiamo avanti, usiamo questi
momenti per condividere. Ci può sempre essere qualcuno che ha qualcosa da dire, ma se quel qualcosa da dire viene detto in maniera costruttiva si va avanti, altrimenti se viene detto in maniera distruttiva per il semplice gusto di dire di no, cioè è da 50 anni che parlate di investimenti infrastrutturali a Chioggia, molto probabilmente se ne parlerà per altri 50 anni. La differenza, guardate, la fanno le persone, le buone idee, le capacità e le competenze camminano sulle gambe delle persone. E le persone fanno la differenza nelle istituzioni, nelle associazioni di categoria, nei partiti politici, ovunque, nelle aziende, dovunque volete. Le persone, quindi le persone di buona volontà devono semplicemente mettersi insieme e lavorare per Chioggia per fare la differenza. La regione sicuramente c'è. Grazie, buona giornata a tutti. Saluto il Presidente e poi Grazie di essere stati qua, c'è un ottimo light lunch, ma io sono in dieta come quello che ci dicevano prima io e la vicepresidente, parlavamo della dieta. Esatto, sì. 18, vabbè, però. Però hanno fatto un terno azzurro, quindi per vabbè, grazie. Cioè, come diceva la vicepresidente prima, è uno stimolo che mi hai lanciato, o che hai lanciato al porto, più che altro, è una prospettiva che ha molte condizioni, no? Se va bene questo, se va bene quello. quello. Io ci credo, cioè prima ha detto, cos'è che hai detto? Sono convinto che succederà se facevi prima dire che non ci credevi quando sei seduto, gli ho detto, perché sono tutte queste condizioni, però è sempre un lavoro di squadra. Esatto, il fatto è che loro ci credono e quindi la cosa più bella è che loro, quindi io farei un applauso a voi, fatelo, perché anche per i miei colleghi che ringrazio e tutti gli operatori, gli agenti, i sindaci, le autorità, però veramente è una comunità che va accompagnata nonostante tutti i se. Se guardavamo i se non partivamo neanche il primo giorno, quindi davvero grazie e alla prossima.